Avere una pensione di anzianità adeguata al costo della vita che si incontrerà nel momento di ingresso alla quiescenza. Come pensarci? Se l'ho domandato 35 anni fa, Solidarietà Veneto, Fondo Pensione Territoriale. Ha chiuso il 2024 con un incremento di 337 milioni, vale a dire un più 16,1%, per un patrimonio verso quota 2 miliardi e mezzo di euro, registrando una crescita di associati dell'8,8% e raggiungendo quota 162.000 iscritti, di cui un aumento degli under 30 di quasi 113.000 unità negli ultimi 4 anni. Numeri record dopo l'horribilis asset finanziario del 2022, commenta Paolo Bizzotto, il presidente. E abbiamo un dato migliore rispetto alla media nazionale, quindi con un'età media molto bassa, 44 anni rispetto ai 47 del dato nazionale, quindi i giovani contribuiscono sia alla vita del fondo ma anche nell'aderire appunto e credere in questo tipo di progetto. Difficile spesso per i giovani appena approcciatisi al lavoro capire come orientarsi nel mondo dei fondi di previdenza complementare. Lo slogan che utilizziamo di solito quando incontriamo i giovani è versa poco ma per tanto tempo, quindi nessuno ti tirerà per la giacchetta. Risparmiare soldi grazie anche a una minore tassazione fiscale possibile, sebbene in modo differente, pure per coloro che si trovano a pochi anni dalla pensione e che hanno lasciato al momento infruttifero il TFR finora accumulato. I vantaggi della previdenza complementare, soprattutto per un lavoratore dipendente, sono due sostanzialmente. Il contributo dell'azienda, del quale beneficio se mi iscrivo a un fondo negoziale, un fondo che deriva dalla contrattazione, e la fiscalità agevolata. Tema questo dell'educazione previdenziale e finanziaria che a breve entrerà in modo strutturato tra i banchi di scuola degli istituti superiori, grazie anche al welfare integrato della Regione del Veneto.